Bentrovati ad una nuova puntata di Paese che vai. Siamo sulla riva destra del fiume Tagliamento, nella media pianura friulana. Iniziamo la nostra visita da Valvasone. Le sue origini sono antichissime, era infatti già luogo di passaggio di importanti strade romane. Ma è stato il Medioevo che ha caratterizzato la storia di Valvasone, a partire dal nome, che deriva dall'antico tedesco e significa prato con alture. Risalgono a quest'epoca il castello ed altri importanti edifici. Per questo il paese è la cornice ideale della rievocazione storica che si svolge ogni anno in settembre. Passeggiando per i borghi di Valvasone, torniamo indietro nel tempo, precisamente nel 1300. È affascinante poter vedere con i propri occhi come si viveva e che mestieri si esercitavano in un'epoca turbolenta di guerre feudali. La vita nei borghi medievali è quanto di più lontano possiamo immaginare dal nostro concetto di privacy. Nelle case senza porte si viveva sempre in comunità e per le strade si aggirava una serie di strani personaggi, maghi, guaritori, inventori e misteriosi pellegrini. Ma nei cosiddetti secoli bui si svilupparono soprattutto le arti e mestieri. Ad esempio, le tecniche di produzione del metallo migliorarono e permisero ai fabbri di costruire non solo armi, ma anche strumenti per lavorare il legno, la pietra e la terra. Una figura tipica del Medioevo è proprio quella del mugnaio. Uno dei progressi più importanti dell'epoca fu proprio la costruzione di mulini che sapevano sfruttare al meglio l'energia dell'acqua e dall'XI secolo anche di quella dell'aria. La classe dei cavalieri nacque a seguito dei rapporti feudali tra il signore e i suoi vassalli. Gli obblighi non erano solo materiali, c'era anche un forte vincolo morale, rappresentato da cerimonie come quella dell'investitura e dell'omaggio. Valvasone conserva una struttura urbanistica tipicamente medievale. Il centro storico, circondato tutto intorno dalla roggia, racchiude al suo interno il castello ed altri importanti edifici. Si possono ancora scorgere tracce delle antiche mura, inglobate da costruzioni più tarde. Ora ci facciamo raccontare da Danilo quali sono le caratteristiche architettoniche più importanti di Valvasone. Valvasone è una struttura urbanistica che risale proprio al Medioevo. Ed è importante capire lo sviluppo urbanistico per capire anche quello che è successo nel corso dei secoli. Allora, Valvasone è nata a difesa, a presidio di un incrocio di strade importanti lasciate dall'antica viabilità romana e a presidio di un guado sul fiume Tagliamento. Quindi il patriarca d'Aquileia ha voluto a presidio di tutto questo un castello determinato all'inizio solo da una torre mastio e da una cortina che lo circondava, mentre poi nei secoli successivi il castello si è ampliato, il borgo si è ampliato verso ovest contro il fiume Tagliamento che lo lambiva e nel corso dei secoli si è sviluppato a pettine verso appunto ovest, creando dei piccoli borghi che man mano, cambiando i gusti, cambiando anche venendo meno le necessità di difesa, eccetera,
cambiava anche l'architettura di costruzione. Partiamo quindi con la Torre Mastio nei primi anni dell'anno 1000 e andiamo con il centro storico fino al 1550 circa. Come mai la Valvasone cinquecentesca si è conservata oggi così bene? Si è conservata così perché ha avuto un periodo di grande decadenza. Dopo l'Unità d'Italia, nel 1866, Valvasone è stata tagliata fuori dalla grande viabilità stradale e ferroviaria che si è concentrata presso Casassa della Delizia. Con questo Valvasone ha cominciato un lento decadimento arrivando fino ai giorni nostri. Poi bisogna anche sottolineare la grande migrazione avvenuta negli anni 50 e 60 che ha depauperato le forze anche più giovani, più volitive del nostro centro, per cui ci ritroviamo anche, questa è una fortuna, avere la fotografia del 1500 di Valvasone. Il Duomo di Valvasone fu costruito nella seconda metà del 400 per custodire la Sacra Tovaglia, che secondo la tradizione fu protagonista di un miracolo avvenuto nel 1294. Don Domenico, di che miracolo si tratta? Dunque, si tratta di un miracolo eucaristico. Avvenuto, secondo la tradizione, e questa è la data che ci viene trasmessa da documenti antichi, 1294, non a Valvasone bensì a Gruaro. Una donna stava lavando una piccola tovaglia d'altare alla roggia del paese quando da una particola consacrata rimasta inavvertitamente tra le pieghe della tovaglia, da questa particola sono uscite delle gocce di sangue. La donna corre dal parroco, naturalmente terrorizzata, spaventata, e il parroco verifica il fatto, porta la reliquia miracolosa nella chiesa di San Giusto di Gruaro, avverte il vescovo e lì nasce un po' un tiramolla, diciamo, tra il vescovo e il parroco. Il vescovo vorrebbe portare la tovaglia miracolosa nella cattedrale di Concordia, il parroco di Gruaro non vuole, ci sono di mezzo anche i benedettini di Sesto a Reghena e la faccenda si trascina un po' per le lunghe. Intanto i conti di Valvasone diventano giuspatroni anche di Gruaro, cioè hanno il feudo. La diatriba si prolunga, viene demandata la sentenza, richiesta la sentenza alla Santa Sede e questa, dopo vari decenni, decide di darla al terzo contendente, e cioè ai conti di Valvasone, a patto che costruiscano una chiesa per custodirla degnamente, ed è questa chiesa costruita tra il 1450 e il 1500. L'opera d'arte più importante del Duomo di Valvasone è certamente l'organo, l'unico del Cinquecento veneziano esistente in Italia ancora funzionante. Fu commissionato nel 1532 a Vincenzo Colombo. Anche la stupenda cassa sottolinea l'importanza dello strumento, con i preziosi intagli e con le decorazioni del Pordenone. Quando è stato restaurato quest'organo? Dopo 50 anni che era praticamente muto, nel 1974 ha avuto un primo intervento di salvaguardia e di rimessa in funzione, mentre nel 1999 è stato restaurato radicalmente e riportato fedelmente nel suo complesso alla fisionomia cinquecentesca.
L'antico mestiere del casaro rivive qui a Valvasone nella latteria sociale, che è una delle ultime esistenti in Friuli, dove con tecniche tramandate da secoli si fanno rivivere i sapori della tradizione. Nata nel 1870, la prima sede si trovava nel centro storico. Nel 1920 fu costruito il nuovo caseificio, tuttora in funzione. È una società cooperativa che assorbe l'intera produzione di latte dei dintorni. Per una vegetariana come me è stata una vera sorpresa trovare dei formaggi realizzati secondo tecniche tradizionali in cui il latte non viene cotto, ma mantiene a lungo le proprietà ed anche il profumo. Qui la cura del prodotto va dall'alimentazione degli animali, che è completamente naturale, alla lavorazione di ogni singolo pezzo realizzata a mano. La lavorazione artigiana del latte vaccino permette di produrre formaggi dal sapore inconfondibile. Tra le varietà che qui si preparano e anche si vendono nello spaccio c'è il montasio, la ricotta, ma anche il burro e il formaggio castello, un tipico della zona che va consumato fresco o freschissimo. Naturalmente il frico riesce benissimo,